Benvenute e benvenuti al nostro TG, che inizia con la notizia di un nuovo scherzo telefonico ai danni della Meloni. La telefonata è stata però intercettata e noi abbiamo l'esclusiva e siamo in grado di proporvela. Prego. Ma che? Una telefonata? Mo speriamo che non sia uno scherzo telefonico. Pronto? Pronto? Chi parla? Pronto, io sono Segretoschi di Ministroschi Economia di Grande Russia. President Toschi, sappiamo che tu sei passata da parte nostroschi. Chi io? Ma che sta scherzando? No, non scherzoschi, noi sappiamo anche che tu costruito per Migrantoschi in Albania. Grande hub. È veroschi? Ma quale Abba? Io te Abba mi ricordo Yabba. Mamma mia, ma che stiamo a fa? Ma che? Mi sta a fare un scherzo telefonico pure tu? No, niente, non scherzoschi, guarda, adesso il regista manda immagine di neve che cade su Russia, su Mosca, guarda immagine, vedi nevoschi ieri. Ah, ma quella non è un'immagine della Russia, quella è un'immagine del Prosecco, del Veneto. Ma che mi sta a Guarda, pigliare? perché noi mandato nostro emissario in Veneto per studiare Prosecco, perché noi produrre il nostro vinoschi Prosecoschi. E noi invaderemo Veneto con nostro Prosecoschi. Ma regista, invece che studiare, si è imbriagato e mandato foto sbagliatoschi. Ma che mi stai raccontando un sacco di fregnacce? Ho capito, tu sei Salvini. T'ho scoperto a Nordico. Ma no, Meloni, io sono Zaia, vedi, ti sei sbagliata anche questa volta. Ritorniamo in diretta con una notizia dell'ultima ora. Il garante della privacy ha vietato ogni tipo di scherzo telefonico. Scusate. Sì? Sono il direttore! Ah, buonasera direttore. Lei è licenziato! Ma come licenziato? Anzi, licenziatoschi!